Dal pallone di pelle marrone della sua infanzia a quello d'oro, simbolo della sua carriera stellare, c'è tutta la vita di Paolo Rossi raccontata attraverso foto, cimeli, interviste e maglie storiche nella mostra Paolo Rossi Ragazzo d'Oro, inaugurata al Centro Culturale San Gaetano di Padova. L'obiettivo è proprio quello di raccontare attraverso cimeli, trofei, ma anche tutta una serie di cose personali di Paolo, lui come calciatore ma anche e soprattutto come uomo. La cosa che mi ha fatto più piacere è vedere cioè il grande affetto, l'amore che le persone hanno sempre avuto per Paolo e che continuano ad avere. A distanza di un anno devo dire che questo amore sta crescendo e quindi ecco, questo fa piacere perché Paolo lo merita davvero. Federica Cappelletti, vedova di Rossi, torna in Veneto, la regione tanto cara a Pablito, l'eroe mondiale cresciuto nell'Anerossi Vicenza. Proprio in Veneto, nella sede del Consiglio regionale nel febbraio del 2020, ci fu l'ultima uscita pubblica di Paolo Rossi, poi il lockdown, la malattia che ha vissuto nella riservatezza e la morte avvenuta il 9 dicembre del 2020. Da qui la volontà della regione di sostenere la mostra Ragazzo d'Oro, che da Padova poi verrà portata in giro per tutto il mondo. La mostra prima farà altre tappe in Italia e poi farà altre tappe internazionali a Parigi, a Londra, a Zurigo, a New York, a Sydney, quindi insomma diventerà una mostra internazionale. Stiamo parlando di un eroe nazionale, una persona meravigliosa che ha vestito varie maglie ma che non è mai stato divisivo. Tra i cimeli anche lo storico report della partita più famosa di Paolo Rossi, quella contro il Brasile nel 1982. È proprio l'arbitro del match, Abraham Klein, a raccontarla. Paolo Rossi è stata la miglior partita nella storia di Paolo Rossi. When he scored 3 goals.